dallo sviluppo, ma non metterò mai in crisi il sistema. Darò sempre la possibilità di capire, ok, e ora devo dare le risorse dal sistema, più o meno lentamente sempre, o più o meno velocemente, tenderà sempre a rispondere. E questo significa che quelle 1.000, 10.000, 100.000 milioni di richieste verso il database in realtà vedranno mediate da un service bus, perché le richieste verranno scritte nel service bus e a quel punto un po' alla volta che tiro fuori, faccio un lavoro, faccio un calcolo. In quanto tempo? Il tempo che ci metto. Ho bisogno di più performance, ci metterò più scodatori, che scodano e fanno le lavorazioni. D'accordo? Quindi, se noi usiamo un service bus, Azure o non Azure che sia, significa sostanzialmente avere accesso a una reale implementazione del concetto asincrono, perché appunto noi mettiamo nel service bus la nostra richiesta e poi un tempo asincrono verrà elaborata la risposta, verrà presa in carico la richiesta e elaborata la risposta e verrà poi spedita indietro la risposta sempre sul canale asincrono. Poi vabbè, utilizzare un service bus, vabbè, nel senso nel caso di Azure ovviamente abbiamo meno problematiche di operation, perché effettivamente è un software as a service, quindi effettivamente configuro la coda, dico che voglio la coda, dico che voglio il publisher subscriber, dico che voglio un event hub se sono in uno scenario strettamente IoT e quant'altro. Per i poveri mortali che magari non hanno tanti soldi per investire su una coda più seria di message queue, ho un servizio